Avete mai fatto una cena in casone? No, non siamo a Caorle ma a Ceggia, nella suggestiva cornice della Casa dei Racconti, dove è presente un antico casone autentico, con tavoli in legno e la stufa di una volta, con cui vengono cucinati i piatti al momento. Si parte con un tagliere di salumi locali servito al tavolo e un buon calice di rosso, salame, soppressa, coppa e porchetta tagliata spessa, veramente succosa e Wow! strepitosa. E iniziamo con i piatti caldi della tradizione, serviti direttamente in caratteristiche ciotoline. Pasta e fasioi, bella robusta e profumata, riso e latte, delicato e cremoso. Ma ciò che mi ha colpito di più è stata la soppa, una zuppa preparata con pane raffermo, brodo, uova e parmigiano, fumante e avvolgente. Così non l'avevo mai assaggiata. Si prosegue con i secondi piatti accompagnati dai contorni, tutti rigorosamente tipici della tradizione veneta. La trippa in umido, dal gusto caldo, rustico e casalingo, il coniglio in teccia, bello ruspante, i figadei, ovvero le salsicce di fegato, e come contorni le verze soffegae condite con salsiccia, funghi con polenta e patate roste. Un vero tripudio di gusti e sapori, ma non dimentichiamoci dei dolci, ciambellone all'acqua, biscotti secchi e pomi cotti, ricoperti da una spolverata di zucchero a velo, tris molto originale. Infine, un brindisi tutti insieme prima che si spengano le luci. Questa non è solo una cena, ma un'esperienza tutta da vivere. Cosa aspettate a prenotare la prossima?